per parlare. Mi sentite tutti? Presentatevi voi di ospiti. Allora, oggi siamo felici di essere qui stasera, vi presenteremo due canzoni. La prima è una delle nostre canzoni più note, Amuri Amuri, che è stata la colonna sonora di un film di Rai 2 alcuni anni fa, del film Un siciliano in Sicilia, un film con la sceneggiatura di Andrea Camilleri e la regia di Pino Passalacqua. Era un film di guerra, di mafia e d'amore. La prima cosa che abbiamo pensato al momento di scrivere quella che poi sarebbe diventata la colonna sonora è stato di scrivere un pezzo che parlasse di mafia, ma dopo essere stati in giro per il mondo come abbiamo fatto noi per tanti anni ed aver riscontrato questo binomio che ci accompagna ovunque: di dove siete? Siciliani? Ah sì, mafiosi. Beh, classico, no? Poi quando ci conoscono meglio si accorgono che siamo mafiosi. Esatto. Mi piace raccontare sempre quella del cameriere a New York che una sera siamo andati a cena. Dove siete? Siciliani? Ah sì, mafiosi. No, dico, non siamo mafiosi. No, siete mafiosi. No, non siamo mafiosi. No, siete mafiosi. Cioè, non siamo mafiosi. Siete mafiosi. Non siamo, siccome non la finiva più, l'abbiamo fatto ammazzare. Cioè, abbiamo tralasciato l'idea della canzone che parlasse di mafia, restavano l'amore e la guerra. Ovviamente abbiamo scelto la guerra. Esatto. È nata questa canzone che si chiama appunto Amori Amori, che parla di questo amore fatto di silenzi, di pensieri mai confessati, di cose mai dette, di cose mai fatte, insomma, che ha colpito la nostra fantasia ed è nato questo. Amore
Il secondo brano è sempre una canzone d'amore, stasera abbiamo voluto dedicarlo soltanto all'amore. Ci perdonerete se anche se noi sogno d'amore. normalmente siamo più noti per brani molto. Ma si vede che siamo innamorati, no? L'amore non basta mai! San Valentino è vicino. Noi che abbiamo rivisto Sonori dopo tanto tempo, siamo innamorati tutti di Anche questo. Noi siamo comunque affezionati ai ciancianesi, anche perché almeno 10 o 11 anni fa, tanti anni fa, 40 anni fa. ma chi sta dicendo? Elettrosentatore. non eravamo nati. Ma lui 40 anni fa era all'asilo. Siamo stati a Oslo, nella città dell'Inghilterra, dove si celebra la festa di Sant'Antonio, in quel paese meraviglioso, in quella località bellissima inglese, dove si sfilavano con San Calò, con Sant'Antonio nelle vie di Oslo, e vedevi tutti i ciancianesi che erano tantissimi. Quanti? Che non ciangianesi sono lì che qua. E dove c'erano Praticamente sì. di quattro inglesi che italiani di quelli che sono arabi, saracini. E qua c'è su 4 inglesi, 4 giapponesi e 2 inglesi. Quindi non è cambiato Della nulla. festa signora Martorazza, sopra quella della festa. Esattamente. Maria Martorazza, esattamente, ci ha invitati lei e ci siamo divertiti con lei. E stasera siamo contenti di essere con voi. Che hanno a fare? Vorrei andare. No, da suonare. Come faceva che non parlavamo più. Allora che
grazie.